Ciao. Noi parliamo, ciao, buona serata. Noi parliamo invece di un'altra bellezza, la bellezza, l'ironia, la capacità di mettersi in gioco. Davide Di Donatello, speciale a Sabrina Ferilli, lo riceverà domani nella serata di premiazione trasmessa in diretta su Rai 1, l'ha intervistata Paolo Sommaruga. Qual è il personaggio che vorrebbe interpretare? Anna Karenina. Anna Karenina che però, se continua a passare così il tempo, posso fare. Fino a poco tempo fa la madre, ora stiamo vicini pure alla nonna, quindi non so, ma quello è un personaggio femminile straordinario. La leggerezza di sguardo e di pensiero di un'attrice che è stata tante donne al cinema, a teatro, in TV. Il Davide Di Donatello speciale per una carriera fatta di scelte e di libertà di essere se stessa. Tu oggi andrai alla grande e comunque vada io scapperò con l'esordiente di turno e ciao Saetta. A chi dedica il premio? Beh, intanto alla fatica sempre mia che ho fatto e quindi alla devozione che ho al lavoro in genere e poi a tutte le persone comunque che mi hanno accompagnato per questi 30 anni, 31 anni di mestiere che sono sempre le stesse. Disturbo? No, questo è troppo morbido. La bellezza e l'ironia, il talento e le idee chiare. Io ho sempre sostenuto che se uno prosegue sulla sua strada con integrità, determinazione, impegno, si arriva. Ed è anche l'unica strada che io conosco e consiglio. Diamo la puntata e siamo indietro, Ed rilascio questo è il condizionatore. Stop ai progetti di Meghan, Netflix è in crisi di abbonamenti e cancella la serie che la duchessa di Sussex voleva dedicare alle grandi donne della storia. Confermato invece il programma